un giardino lussureggiante, la straordinaria bellezza del creato. La natura nel suo pieno rigoglio si mostra ai nostri occhi sul soffitto della sala a fogliami, dipinto da Camillo Mantovano negli anni 60 del Cinquecento per il patriarca Giovanni Grimani. Piante fiorite e alberi da frutto si susseguono sulla volta, tutte rappresentate con precisione botanica e nel massimo fulgore, nonostante ciò avvenga in momenti diversi dell'anno. Da inverni caldi e soleggiati viene il limone, carico di frutti sodi e succosi. L'oleandro ci mostra i suoi fiori, sbocciati in tarda primavera. Dall'estate cespi di gigli rossi e un albero di fico, dai frutti dolci e maturi. I rami vigorosi di un pero si intrecciano con i più esili tralci di vite nera alla ricerca di un sostegno e ci portano verso l'autunno. Un castagno si erge col suo tronco possente e ai suoi piedi sta una pianta di iris viola coi petali spessi e vellutati. Il melograno, con fiori e frutti sia acerbi che maturi, come è impossibile in natura, si mostra in ogni stagione. Dall'America vengono piante fino a poco prima sconosciute, il grano turco con le sue pannocchie e il tabacco, sopra il quale si arrampicano rovi ricchi di more mature. Tra le piante piccoli roditori si rincorrono, prede di un gatto arrampicato sul tronco del nocciolo, mentre un cane dalle fattezze scimmiesche si riposa tra i rami del castagno. Un gruppo di cardellini volteggia tra le fronde e ci sembra di poter udire il loro armonioso trillo. Un'upupa spiega le sue ali mostrando l'inconfondibile piumaggio a strisce bianche e nere. Delle laboriose cinciarelle sono impegnate nella costruzione di un nido sicuro. Un picchio verde, col suo becco robusto, buca la corteccia del fico alla ricerca di insetti nascosti. Un bardagianni è intento a ghermire una gazza, mentre più in alto nel cielo, visibile dallo scorcio al centro del soffitto, il falco, rapace cacciatore, attacca impicchiata un airone e sembrerebbe in procinto di uccidere la sua preda. L'airone, tuttavia, ruotando su se stesso, mostra becco e artigli, con i quali promette di infilzare il predatore. Questo scontro, il cui esito è a noi ignoto, rappresenta l'eterna e incerta lotta tra il bene e il male, nella quale il patriarca Giovanni si era trovato immerso per le ingiuste accuse di eresia aggiunte da prelati della curia romana, suoi nemici, e dalle quali, a questa data, ancora non aveva ottenuto la definitiva assoluzione.